Con il più classico dei risultati 2-0, l'Empedoclina supera nella finale playoff la Leonfortese ed accede nel campionato di promozione. È stata festa grande al fischio finale dell'ottimo arbitro Fabio Saputo di Palermo per la squadra granata allenata da Fabio Speranza, che si era portata in vantaggio al 24esimo del primo tempo grazie ad un bel gol di Ernesto Lopresti che, servito sulla testa da Indelicato, entrava in area e con un perfetto diagonale metteva alle spalle del portiere ospite Di Marco. La Leonfortese ha provato a fare la partita, ma il possesso di palla non è servito sicuramente a far male alla difesa dell'Empedoclina, guidata dagli esperti Moscato e Tilaro, che hanno fatto buona guardia assieme a Neri, che si è reso protagonista di un intervento di testa su una punizione di Inveninato, unico vero pericolo creato alla difesa granata. Nella parte finale del match, in contropiede, il gol, che è stata poi l'apoteosi per i dirigenti, i giocatori e il pubblico che ha assistito alla partita, di Giacomino Abate, che è partito in contropiede e poi ha fatto secco con un bellissimo tiro all'angolino basso il portiere ospite Di Marco. Finiva con una grande festa dedicata certamente al capitano di tante battaglie Marco Ferrera, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente lo scorso 1° luglio a causa di un incidente stradale. Allenatore, una gran bella soddisfazione. Fabio Speranza l'hanno preso i giocatori e grande gioia stasera, davvero Fabio, una grande e bella partita, nuovamente partita perfetta. Non è stata una bellissima partita, ma l'avete gestita alla grande, un 2-0 che non c'è nulla da dire. Sì. I playoff sono fatti per vincerli e non per giocarli. Noi abbiamo puntato a vincere, è quello che abbiamo fatto. Io voglio fare i complimenti e voglio ringraziare la dirigenza tutta, tutti i dirigenti, nessuno escluso, hanno fatto un lavoro encomiabile, una cosa spettacolare. Vanno a loro i primi complimenti, i primi ringraziamenti. I ringraziamenti vanno anche a chi con noi ha iniziato questo progetto. Parlo per Angelo Mercante, per Peppe Canone, che hanno gestito questa squadra fino a un paio di mesi fa. A Lillo Capraro, che poi per un periodo di tempo insieme a suo figlio Alessio ha portato per un mese questa squadra, e poi a questi splendidi ragazzi che hanno dato l'anima e il cuore come dopolavoristi, senza pretendere niente, senza chiedere niente, hanno fatto una cosa straordinaria, una cosa che non si è mai vista. Siamo soddisfatti al massimo, siamo emozionati perché finalmente veramente possiamo gridare a tutti che siamo tornati in promozione, finalmente torniamo dove l'Empedoclina merita di tornare. Sono veramente emozionato perché penso con quale sacrificio tutti, squadra, dirigenza, tifosi, abbiamo supportato questo progetto e questa causa. L'importante è che comunque ora, dopo tanti sacrifici, siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Permettetemi di fare una dedica, ovviamente la dedica principale va al nostro capitano, perché tutto questo parte da lui ed è per lui. E in secondo, oggi è il giorno della festa della mamma, permettetemi di fare gli auguri a tutte le mamme, specialmente alla mia mamma che mi guarda da lassù. Grazie mamma. Giacomo Abate con noi. Giacomo, hai messo il sigillo finale. L'Empedoclina stava soffrendo gli ultimi minuti della Leonfortese, una grande azione, un gran gol e una grande gioia. Oggi veramente gioire anche a nome di quel capitano che è stato un grande amico di tutti. Sì, la dedica va tutta a lui. Quest'anno ci siamo riuniti solo per lui, perché era un dovere per noi. Finalmente abbiamo concluso con una vittoria e siamo felicissimi. Ora ci godiamo la vittoria. Complimenti alla Leonfortese. Ernesto Lopresti. Un capitano! La vittoria lì è dedicata, Tony! A Marco Ferrera. Oggi una grande finale, hai messo tanti sigilli nel corso dell'anno, oggi quello importante al 25esimo, mettere a segno un gol importante per la Leonfortese poi è stata durissima. Contento di essere stato uno dei protagonisti dell'annata con parecchi gol, però il merito è tutto dei ragazzi. Adesso ci vediamo questo giorno, grazie. Grande gioia, grande gioia. Con Alessandro Termi, presidente, grande gioia, grandi lacrime per Marco Ferrera, alla fine l'Empedoclina è in promozione. Sì, diciamo che dall'inizio dell'anno ci eravamo prefissati questo obiettivo, soprattutto per lui. Se siamo qui è soprattutto per lui e questa gioia la dedichiamo a lui, perché lui fino a poco tempo fa faceva parte di questa famiglia
con grande sacrificio, grande impegno da parte di tutti, fino alla fine non abbiamo mollato, abbiamo ottenuto questa grande gioia alla fine della promozione. Voglio ringraziare davvero tutti i dirigenti, tutti i giocatori, i tifosi, perché veramente anche nei momenti difficili siamo stati sempre combatti e siamo andati avanti a testa alta, nonostante ci sono stati momenti poco felici, come voi sapete. Però alla fine ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto questa grande promozione. Di Marco Ferrera, un progetto che nasce da lui, oggi si concretizza il sogno di ritornare all'Empedoclina in promozione, un 2-0 alla Leonfortese, playoff perfetti. Sì, veramente una domenica meravigliosa, una domenica perfetta, e la conclusione migliore, quella da tutti voluta e sperata, è proprio qui da Marco. Ecco, oggi è stato davvero emozionante seguire anche la partita con la famiglia di Marco, a cui comunque il progetto è ispirato fin dall'inizio. Io devo assolutamente complimentarmi con tutti i ragazzi in campo, con la dirigenza, con la società, con cui sin dall'inizio c'è stata una fortissima sinergia, e veramente la conclusione migliore e più bella. Sono anche abbastanza emozionato anch'io, perché veramente Porto Empedocle lo merita, questa squadra lo merita, i suoi tifosi che sono straordinari, e Marco sarà felice ovunque esso sia.